Un articolo del giornalista dell'Espresso Piero Messina che tra le righe ha riportato un brano di una presunta intercettazione telefonica tra il medico Matteo Tutino e il governatore della Sicilia Rosario Crocetta ha letteralmente messo in tilt il sistema politico regionale e scosso l'opinione pubblica. Secondo quanto riportato da Messina, al telefono il medico personale di Crocetta, dirigente sanitario all'ospedale Villa Sofia di Palermo, avrebbe detto su Lucia Borsellino, ex assessore regionale alla sanità, va fatta fuori, come suo padre. Dall'altra parte, dalla cornetta, ci sarebbe stato il presidente Crocetta che non avrebbe replicato alle frasi di Tutino. Ricordiamo che la figlia del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia, pochi giorni fa aveva lasciato il governo proprio in seguito allo scandalo che ha coinvolto Tutino, indagato per truffa, peculato, abuso d'ufficio e falso. Dalla pubblicazione dell'intercettazione telefonica unanime è stato il coro di condanna. Le più alte cariche dello Stato, dal presidente Mattarella al premier Renzi, si sono strette attorno alla famiglia Borsellino. La stessa Lucia, dopo aver letto l'articolo dell'Espresso, aveva dichiarato di provare vergogna per Crocetta e Tutino. Immediata la reazione di Crocetta: se avessi sentito quella frase, non so, avrei provato a raggiungere Tutino per massacrarlo di botte. Provo un orrore profondo, ha aggiunto l'ex sindaco di Gela. Ora capisco la reazione di Lucia e la colgo, ma io, ha aggiunto il presidente, quella frase al telefono pronunciata da Tutino non l'ho sentita. Intanto Rosario Crocetta in un primo momento aveva deciso di autosospendersi dalla carica di governatore, lasciando le redini del palazzo al neoassessore alla sanità Baldo Cucciardi. E mentre su Palazzo d'Orlean, sull'intera Sicilia, calava una ventata di veleni alimentata dai dubbi sul ruolo morale nella lotta alla mafia delle istituzioni e si chiedevano le dimissioni di Crocetta, dalla Procura della Repubblica di Palermo arrivava la smentita sulle intercettazioni. Così alle ore 17:30 il procuratore capo Francesco Lovoi liquidava la vicenda. Con riferimento a notizie giornalistiche diffuse nella giornata di oggi, secondo le quali nel corso di una telefonata intercettata tra il presidente della regione Rosario Crocetta e il dottor Matteo Tutino, quest'ultimo avrebbe affermato che la dottoressa Lucia Borsellino, all'epoca assessore alla sanità della regione Sicilia, va fatta fuori come suo padre. Ritengo necessario precisare che agli atti di questo ufficio e in particolare nell'ambito del procedimento nel quale è stata emessa ordinanza di arresti domiciliari nei confronti del Tutino, non risulta trascritta alcuna telefonata tra il Tutino e il Crocetta del tenore sopra indicato. Analogamente, i carabinieri del NAS, che hanno condotto le indagini nel suindicato procedimento, hanno escluso che una conversazione del suddetto tenore tra i predetti sia contenuta tra quelle registrate nel corso delle operazioni di intercettazione nei confronti del Tutino. Le parole del procuratore Lovoi quindi avrebbero in qualche modo salvato Crocetta dallo scandalo e chiarito un'incresciosa situazione. Poco dopo però l'Espresso ribadisce l'esistenza della telefonata, la cui trascrizione sarebbe stata secretata. Intanto della possibile fuga di notizie con molta probabilità se ne occuperà anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Le parole messe in bocca al medico palermitano fanno un certo senso, specie se pubblicate 3 giorni prima del 23° anniversario della strage di Via D'Amelio. La scorsa settimana la stessa Lucia Borsellino aveva annunciato la sua assenza alle commemorazioni organizzate nella sua città in ricordo del padre e degli agenti di scorta morti nell'attentato. L'ex assessore alla sanità aveva detto che queste manifestazioni erano solo antimafia di facciata. Adesso i siciliani onesti attendono la verità dei fatti. Il medico ha o non ha pronunciato quelle parole? E Crocetta che ruolo ha in tutto ciò? E durante l'attesa il presidente della regione, che da sindaco di Gela ha constatato in prima persona il significato di mettersi contro la criminalità organizzata, resterà su quella poltrona o farà un passo indietro dimettendosi? Certamente ieri si è scritta un'altra brutta pagina della storia siciliana e francamente crediamo che l'isola non ne avesse bisogno.